Ospite dei nostri studi a San Biagio di Callalta, Alberto Stefani anticipa la sua strategia elettorale. Nessuna lista personale, l'anima civica sarà presente in tutti i partiti. Nel centro-sinistra ad appoggiare Giovanni Manildo e anche Rifondazione Comunista. Questo però non frena il fronte moderato. Domani a Padova si presenta la lista Uniti per Manildo. Resta da sciogliere del tutto il nodo di azione. Protocollo di sicurezza e Palazzo Ducale blindato. Domani la visita lampo del Capo dello Stato e del Ministro degli Esteri per i 35 anni della Commissione di Venezia. In gravi condizioni il 79enne investito da un'auto ieri sera a Villanova di Campo San Piero, volontario molto noto in paese, si stava recando in parrocchia per ultimare gli ultimi preparativi della festa del paese. Paura per un'auto che si è schiantata contro un'abitazione di Poggiana di Riese Pio X, al volante una 65enne di Asolo, accanto il marito. L'età matura non ha certamente portato saggezza ad un 73enne pluripregiudicato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga a Padova. Chiusa l'avventura con le farfalle della ginnastica ritmica, l'ex capitana azzurra Alessia Maurelli racconta la sua nuova vita con l'aeronautica. L'abbiamo incontrata a Mestre. Buonasera e benvenuti all'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, che apriamo con la politica regionale. Ospite dei nostri studi a San Biagio di Callalta, Alberto Stefani anticipa la sua strategia elettorale. Nessuna lista personale, ma l'anima civica sarà presente in tutti i partiti. Stefani torna poi sui rapporti con gli alleati e spiega perché la sua priorità sia il sociale. Ci saranno le liste di partito, dei partiti di centrodestra, ci sarà un gruppo autonomista che ci sta aiutando in questa campagna elettorale, sarà una coalizione forte e coesa al servizio dei veneti. Sarà questo l'assetto elettorale della coalizione di centrodestra guidata dal candidato presidente Alberto Stefani, nelle scorse ore ospite degli studi di Media Nord-Est e del direttore Luigi Baccialli. Stefani di fatto conferma che non ci saranno liste personali, non ci sarà quindi la lista Zaia, ipotesi peraltro già tramontata da tempo, ma nemmeno la sua, la lista quindi del candidato governatore. Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC, Noi Moderati e una lista autonomista ancora non ben identificata, 6 in tutto i simboli, denominatore comune, l'anima civica. In alcuni di questi partiti ci saranno delle componenti civiche, come è normale che sia. Anche il percorso della Lega qui sul territorio ha manifestato un'apertura al mondo del civismo, al mondo delle reti civiche territoriali in questi anni in particolare, e sono convinto che i veneti premieranno il buon governo di questi territori. Ma la dialettica resta inevitabilmente tra i partiti, soprattutto se si guarda all'eventuale formazione dell'esecutivo. Molto si è detto e scritto sul compromesso tra Lega e Fratelli d'Italia, con i meloniani pronti a occupare tra i 5 e i 6 posti in giunta. Di fronte a rumor e indiscrezioni, Stefani non si scompone e la spiega così. Ci sono delle trattative sugli assessorati, ma vi assicuro che tutte le componenti saranno proporzionalmente considerate all'interno della giunta. Ovviamente terremo conto di quello che è il voto dei cittadini di questo territorio. Fratelli d'Italia giustamente avrà delle buone deleghe, così come le avrà la Lega, così come le avrà le altre componenti del centrodestra. L'architettura della nuova giunta ha molto a che fare anche con la sostanza. Lo stesso Stefani vuole un assessorato ad hoc solo per il sociale, ora trattato accanto alla sanità. È importante che ci siano persone distinte a seguire queste due componenti, perché sono due componenti fondamentali della giunta, e soprattutto tenendo conto del contesto sociale e demografico in cui ci troviamo. Politiche sociali al centro, inevitabile, fa intendere Stefani, per chi ha fatto, come nel suo caso, anche il sindaco. Io tra l'altro ho fatto il sindaco durante il periodo del Covid e ho visto da vicino questa situazione, perché poi in quel momento veramente si toccava a mani nude quella che era la realtà di tutti i giorni, anche per quanto riguarda il sociale. C'è la necessità di intervenire, ovviamente predisponendo quelle misure che sono necessarie per una società che cambia. Quindi avremo davanti sfide nuove e dovremo porre in essere gli strumenti per poterle affrontare al meglio. Intanto nel centro-sinistra il campo diventa larghissimo ad appoggiare Giovanni Manildo, infatti c'è anche il partito della Rifondazione Comunista. Questo però non frena il fronte moderato. Domani a Padova si presenta la lista Uniti per Manildo. Resta invece da sciogliere del tutto il nodo di azione. Noi abbiamo raggiunto un risultato politico che ci eravamo prefissi
che era quello certamente di partecipare alla coalizione, ma di partecipare con la nostra visibilità, con la nostra lista e con il nostro simbolo. Nella coalizione di Giovanni Manildo dunque entrano la falce e il martello del Partito della Rifondazione Comunista, passaggio niente affatto scontato. A fine settembre infatti le posizioni sembravano inconciliabili, l'intesa è stata raggiunta sui programmi. Al di là delle narrazioni diciamo così di propaganda, è una realtà che vede intanto il crescere del lavoro povero, vede una condizione dal punto di vista ambientale decisamente pessima. Ambiente, lavoro, questione sociale. La nota di appoggio a Manildo è stata diffusa dal segretario veneto Gabriele Zanella nella tarda mattinata della formazione Paolo Benvenu, che è stato anche candidato presidente in solitaria nel 2020, è l'uomo simbolo. La destra, convinta di vincere a mani basse, ha centrato il suo dibattito nelle relazioni tra forze politiche, non ha avanzato nessuna proposta programmatica, non sappiamo come si affronterà l'inverno demografico, non si sa come si affronta la fuga dei giovani in questa regione. Il moderato Manildo quindi si allarga a sinistra, mossa che in tanti, soprattutto al centro, non si aspettavano più, ma questo sembra non frenare la presentazione fissata nelle prossime ore a Padova della lista Uniti per Manildo, con Più Europa, Partito Socialista, Associazione Socialista Liberale, Casa Riformista. Ci saranno poi personalità di primo piano di azione in Veneto, come il presidente del partito, il trevigiano Nicolò Rocco, e la padovana Silvia Fattore. Non si tratta però del tanto atteso sostegno formale di Carlo Calenda. Detta in altri termini, non ci sarà il simbolo di Azione, ma in campagna elettorale nulla è definitivo. Lo aveva annunciato ai nostri microfoni e così è stato. Eleonora Guizzaro, candidata alle regionali per il Partito Democratico, dopo gli insulti e le minacce ricevuti sui social per la sua partecipazione alla manifestazione per Gaza dello scorso 3 ottobre a Venezia, ha deciso di presentare denuncia alla stazione dei Carabinieri di Monselice. La decisione di procedere per vie legali arriva dopo aver sistematicamente conservato tutti gli screenshot. A tutte queste persone, ha sottolineato in una nota la candidata Dem, che atti del genere sono illegali e non resteranno senza conseguenze. E per le elezioni regionali in campo come candidato alla presidenza anche Fabio Bui, alla guida dei Popolari per il Veneto. Fabio Bui, ex sindaco di Loreggia ed ex presidente della provincia di Padova, sarà il candidato presidente della lista Popolari per il Veneto, una lista che si presenterà in autonomia alle prossime elezioni regionali, sostenuta anche da alcuni movimenti autonomisti. I popolari correranno da soli, è un movimento nato un anno fa, per dire che c'è anche un altro modo di fare politica. Ed è il modo più semplice, quello di pensare alle cose da fare e realizzarle, non parlarsi sempre addosso, non litigare continuamente. Noi vogliamo dare una risposta al Veneto. Una candidatura fuori dai partiti che vuole dare risposte ai veneti, mentre per le grandi coalizioni i nomi vengono imposti da Roma, spiega Bui. Popolari per il Veneto vogliono presentare soluzioni concrete su temi come imprese, scuole, infrastrutture, sanità e anche sull'ambiente. Ricordate il Musone dei Sassi? Nella zona della Castellana e poi del Padovano. Il Musone dei Sassi ha bisogno di una vasca di laminazione di 1 milione di metri cubi d'acqua. Salverebbe Castelfranco e salverebbe tutta l'Alta Padovana. Perché sono ferme queste vasche? Perché c'è un vincolo ambientale e architettonico in una vasca di laminazione, perché sottoterra c'è una casa colonica sepolta da anni di epoca romanica. Oggi questo vincolo non è superabile, sembra. Ci vuole anche una politica, una regione che abbia il coraggio di scegliere e di andare avanti rispetto a queste cose. Per i 35 anni della Commissione Venezia, la città si prepara ad accogliere ancora una volta il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Venezia. Domani a Venezia, a Palazzo Ducale, ci sarà il Presidente Mattarella per il 35° anniversario della Commissione Venezia del Consiglio d'Europa e parteciperà anche il Vice Premier nonché Ministro degli Esteri
Antonio Tajani. Sarà una visita importante, sarà un appuntamento importante e il nostro vice premier sarà presente. Mattarella parteciperà alla cerimonia per i 35 anni di attività di consulenza ai paesi sulle riforme costituzionali e giuridiche della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, la Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa in materia costituzionale. Ad accoglierlo ci sarà anche il sindaco Brugnaro. Il dispositivo di sicurezza è ben collaudato, ha confermato il prefetto Pellos. Come anche in passato potranno essere disposte limitazioni al transito delle zone interessate dall'evento, ma sempre senza pregiudicare la libertà dei residenti. La Commissione di Venezia è stata istituita il 10 maggio 1990 da 18 Stati membri del Consiglio d'Europa, con la convinzione che una democrazia sostenibile può essere costruita solo se fondata su un solido quadro costituzionale basato sullo Stato di diritto. Attualmente è composta da esperti di diritto indipendenti, giudici costituzionali e ordinari, docenti di diritto e scienze politiche, provenienti dai suoi 61 Stati membri. L'evento offrirà un'opportunità unica per valutare il modo in cui le istituzioni democratiche si sono sviluppate negli Stati membri del Consiglio d'Europa e altrove negli ultimi 35 anni. Esaminare i risultati conseguiti dalla Commissione di Venezia nella sua attività di assistenza nel disegno costituzionale e riflettere su come perseguire lo sviluppo democratico in futuro. La cronaca in prognosi riservata, il 79enne investito da un'auto ieri sera a Villanova di Campo San Piero. L'uomo, conosciuto in paese, stava attraversando la strada. Quello che doveva essere un momento di festa a Villanova di Campo San Piero si è trasformato presto in una brutta serata. Un uomo di 79 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava l'incrocio tra via Roma e via Mussolini, proprio davanti alla chiesa della Beata Vergine del Rosario. L'anziano, molto conosciuto in paese per il suo impegno da volontario, si stava recando proprio all'oratorio per terminare gli ultimi dettagli della festa del paese quando è stato colpito. L'impatto è stato violento, è caduto pesantemente sull'asfalto e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Il 79enne si trova ora in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Tutta la comunità si stringe attorno al concittadino sperando in un rapido miglioramento. Speriamo che stia presto meglio, gli auguriamo una pronta guarigione, siamo vicini ai familiari a disposizione per qualsiasi necessità e ci tengo anche a ringraziare poi i cittadini che nel momento sono stati molto solerti sia nell'attività di sistemazione del traffico, in quanto c'era particolarmente traffico a quell'ora in attesa dell'arrivo della polizia locale, e tutte le persone che hanno prestato i primi soccorsi oltre che ai sanitari. Questo è un tratto di strada pericoloso per chi si sposta a piedi, dove troppo spesso i limiti di velocità non vengono rispettati. E questa è una strada provinciale peraltro molto trafficata, come possiamo vedere anche in questo momento, e quindi sicuramente il rispetto del codice della strada è sempre raccomandato e cogliamo l'occasione per invitare tutti a rispettare i limiti di velocità e il codice della strada in ogni occasione, proprio perché le nostre strade possano essere ancora più sicure. Paura nel primo pomeriggio di oggi per un'automobile che si è schiantata contro un'abitazione di Poggiana di Riese Pio X. Perde il controllo dell'auto che sta guidando, attraversa il giardino di un'abitazione e si schianta contro il muro della casa. Tanta paura in via Masaccio, a Poggiana di Riese Pio X, dove una Volkswagen condotta da una 65enne, al cui fianco sedeva il marito, entrambi residenti ad Asolo, è andata praticamente distrutta. Forse un malore o una distrazione all'origine del sinistro. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco, che hanno estratto dalle lamiere il passeggero, rimasto ferito, non in maniera grave, ed è stato trasportato dai sanitari del SUEM 118 all'ospedale. La moglie è riuscita a uscire illesa dall'abitacolo. Sempre i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo che, a causa della violenza dell'urto, rischiava di prendere fuoco. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale. E dopo l'ennesimo assalto ad una ditta Orafa del Bassanese, il referente della categoria chiede aiuto a politica e a istituzioni. C'è molta preoccupazione tra gli imprenditori orafi del territorio dopo il colpo messo a segno l'altra notte ai danni della ditta Alessi Domenico SPA nella zona industriale di quartiere Prea Bassano, quando un comando di banditi ha bloccato le vie d'accesso alla strada principale per poi entrare in azione dopo aver pianificato tutto con precisione. Hanno sfondato uno dei portoni dell'azienda con una macchina operatrice, nonostante l'entrata in funzione del sistema di sorveglianza e l'arrivo di carabinieri e vigilanza. I malviventi hanno fatto irruzione
corruzione nello stabile, rubando oro e pietre preziose. L'ennesimo furto, se si pensa che in neanche 2 anni sono almeno 7 i colpi tra tentati riusciti a ditte del settore. Noi già l'anno scorso avevamo chiesto un incontro con le forze dell'ordine appunto per segnalare questi continui furti che tra l'altro si ripetono con lo stesso nella stessa modalità, quindi fanno pensare che la banda sia sempre la stessa. Quindi io ricevo sempre dai miei colleghi un certo senso di frustrazione, anche di preoccupazione per queste cose che continuano. Lucchetta coglie l'occasione per lanciare un messaggio direttamente alla politica e alle istituzioni. Quello che forse è un appello che come categoria si può fare verso magari la politica è quello di aiutare le forze dell'ordine, magari cercando di incrementare l'organico che è in presenza sia nel Bassanese che in tutta la provincia di Vicenza, in quanto le forze dell'ordine fanno quello che devono fare, però ovviamente con le persone che hanno. Se non hanno l'organico sufficiente, poi ovviamente queste cose aumentano in percentuale. Se da un punto di vista politico gli organici non vengono magari rinfoltiti, si può fare fino ad un certo punto, quindi ecco, questo è. L'età matura non ha certamente portato saggezza ad un 73enne pluripregiudicato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga a Padova. Arrestato a 73 anni dai carabinieri con l'accusa di gestire un traffico di droga nel cuore di Padova, al Portello. Insieme all'uomo, originario di Verona ma residente da anni in città, è stato fermato anche un nordafricano di 47 anni. L'operazione nasce dalla segnalazione dei residenti. I militari dell'Arma di pattuglia hanno notato il 47enne che faceva la spola in bici tra Piazza Portello e uno degli stabili della zona. Durante l'appostamento l'uomo veniva notato anche mentre vendeva della droga, in tutto 4 scambi. I carabinieri hanno quindi fermato il 47enne trovato in possesso di 700 euro in contanti, oltre ad un mazzo di chiavi. L'attività si è quindi spostata nell'appartamento dove è stato trovato il 73enne, risultato essere l'intestatario del contratto d'affitto. Dalla perquisizione sono emersi quasi 3 etti di droga tra hashish, cocaina ed eroina, oltre alla somma di 1.115 euro. I 2 sono stati arrestati e portati alla casa circondariale di via Due Palazzi. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di sport, perché a Mestre, in visita a una nuova palestra, abbiamo incontrato Alessia Maurelli, capitana delle farfalle azzurre della ginnastica ritmica, che hanno conquistato 2 medaglie di bronzo alle ultime 2 Olimpiadi. Dopo la mia seconda medaglia olimpica a Parigi come capitana della squadra nazionale di ritmica, ho terminato la mia carriera lunga 20 anni e diciamo che per la ritmica è un record. Ora mi sto reinventando sicuramente sulla base dello sport, perché quella rimane la mia grande passione, però sono militare, sono in aeronautica militare e quindi questo mi dà un lascia passare per quello che poi è la costruzione dell'e-futuro e di quello che è un mio nuovo sogno da costruire. Alessia Maurelli è la capitana delle magiche farfalle, capaci di incantare e conquistare 2 meravigliose medaglie di bronzo alle ultime 2 Olimpiadi, e racconta i suoi sogni e la sua nuova vita. E la vittoria significativa è stata la medaglia olimpica, è il coronamento di ogni atleta. Già arrivare ad essere lì a un'Olimpiade è stata una grandissima emozione, salire per 2 volte su un podio olimpico è indescrivibile. Ma in fondo la ginnastica ritmica oggi le manca o no? Beh, diciamo che la ritmica è uno sport totalizzante. Dopo le 8 ore ogni giorno in palestra, passare da quello a il passatempo della palestra non è stato facile, però devo dire che quando smetti con come vuoi, quando vuoi, con una bella medaglia olimpica, alla fine ti rimane meno amaro in bocca e sono felice così. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione del telegiornale del Veneto di Antenna 3. Vi ricordo dopo di noi le previsioni del tempo, quindi le edizioni di Venezia e Treviso. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.